Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Garantire servizi adeguati in tutto il paese. Il capo dello Stato, Mattarella, in visita a Militello in Val di Catania, si rivolge al pubblico con un intervento non programmato. Ha preso parte anche all'inaugurazione di una scuola. Muore in ospedale a Palermo dopo 17 giorni di attesa per un intervento esposto dai familiari di un uomo di 76 anni. Indaga la procura. Al Papardo di Messina, ennesima morte sospetta da batterio killer. A Catania come a Palermo solo l'1% degli imprenditori denuncia le estorsioni. Da SOS Impresa la proposta di una giornata nazionale anti-racket il 10 gennaio. Palermo si aggiudica il terzo premio della Lotteria Italia, 2 milioni di euro grazie al tagliando venduto in un bar. L'anno dei ponti nel 2025, grazie a 6 giorni di festa vicini a fine settimana, sarà possibile godere di 32 giorni di vacanza. Calcio, Palermo una grande opportunità. Il nuovo direttore sportivo Carlo Osti crede nel progetto del City Football Group. Intanto domenica al Barbera arriva il Modena. In Serie C, Catania pronto per il mercato di riparazione, una decina le operazioni in uscita, tra le priorità in entrata, oltre al portiere anche un attaccante. Garantire servizi adeguati. Il capo dello Stato, Mattarella, oggi in visita a Militello in Val di Catania, si è rivolto al pubblico in un intervento fuori programma. Prima aveva partecipato all'inaugurazione di una scuola. La nostra inviata Emanuela Corsi. Un paese in festa, messaggi di benvenuto e il tricolore che sventola dai balconi. Così Militello in Val di Catania ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nella sua visita ha scelto di partire dai giovani e dai bambini come simbolo di speranza e futuro. Dopo la deposizione di una corona d'alloro davanti al Monumento della Resistenza, il Capo dello Stato ha infatti inaugurato il plesso scolastico Pietro Carrera, ristrutturato recentemente. Ad accoglierlo i più Evidentemente c'è stato un problema, vediamo se possiamo riproporre il servizio da Militello in Val di Catania che ci dava conto della visita del Presidente e Capo dello Stato Mattarella, lo vediamo tra poco, intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale. Nuovo caso di mala sanità, un uomo è morto a Palermo dopo 17 giorni di ricovero in attesa di un intervento ortopedico, mentre a Messina si allunga la lista delle morti sospette al Papardo. Sentiamo Maglio Viola. Sanità siciliana nella bufera per il susseguirsi di episodi di morti sospette negli ospedali dell'isola. I casi venuti alla luce nelle ultime ore riguardano Palermo e Messina. All'ospedale Villa Sofia di Palermo nella giornata di ieri è morto Giuseppe Barbaro, 76 anni, da 17 giorni in attesa di un intervento per una frattura scomposta alla spalla sinistra. I familiari hanno presentato un esposto, la procura ha aperto un'inchiesta, sequestrato la salma e disposto l'autopsia che si svolgerà venerdì all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Secondo i congiunti della vittima, l'uomo sarebbe rimasto per 3 giorni al pronto soccorso, poi sarebbe stato trasferito in ortopedia, ma l'intervento non sarebbe mai stato programmato e nessuno si sarebbe preso cura delle condizioni generali del paziente che avrebbero portato alla morte. Per questo e per altri disservizi denunciati nei giorni scorsi, il Presidente della Regione ha convocato a Palazzo d'Orleans il direttore sanitario e quello amministrativo dell'azienda ospedaliera. Ma intanto si apprende di un altro esposto risalente a maggio e riguardante un decesso di oltre un anno fa, presentato invece a Messina per la morte di un paziente avvenuta dopo un intervento all'ospedale Papardo. Si tratta di Salvatore Nastasi, dirigente medico di patologia clinica dello stesso ospedale Papardo, ma in pensione. Dopo l'intervento per la sostituzione della valvola mitralica sarebbe sopraggiunta una infezione poi risultata fatale. Complessivamente gli esposti per decessi avvenuti dopo interventi nella cardiochirurgia del Papardo sarebbero ad oggi ben 8. Dopo l'ultimo caso al Policlinico di Catania, medici e infermieri delle strutture pubbliche chiedono maggiore sicurezza contro le aggressioni. I numeri sono in aumento. Luca Ciliberti. Un'altra insensata violenza, episodi che si moltiplicano ai danni del personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche. Il caso dei 2 pediatri aggrediti in corsia al Policlinico di Catania riaprono il tema della sicurezza. Fenomeno inaccettabile e vergognoso che richiede misure immediate, sottolinea il sindacato CIMO in una nota.
Da più parti si invoca un ruolo più incisivo delle guardie giurate a garanzia di un raccordo efficace con le forze dell'ordine. Nell'ultimo caso di Catania addirittura sembra che manchino persino le telecamere per individuare gli autori del gesto. I numeri sono impietosi. In totale, in tutto il paese, si sono verificate 4.100 aggressioni al personale sanitario, 11 al giorno. Il numero sale a 16.000 casi se si considerano anche le violenze verbali. I dati del Ministero della Salute sono riferiti al 2023, ma il bilancio dell'anno appena trascorso sembra aggravarsi. Il senso di impunità è totale, nonostante le nuove misure in vigore da qualche mese. Nei casi più gravi, il limite massimo di reclusione per chi aggredisce medici e infermieri arriva fino a 5 anni di carcere. Il reparto più pericoloso resta sempre il pronto soccorso, però spesso a inveire contro il personale sono i pazienti estenuati dalle lunghissime attese. Ecco perché i sindacati dei medici chiedono di rinforzare gli organici per aumentare i filtri nei reparti e smaltire le code. Cambio nei codici di priorità di accesso assegnati al triage del pronto soccorso dei due presidi del Policlinico di Catania, Rodolico e il San Marco. Dalla mezzanotte di domani verranno utilizzati anche i numeri accanto ai colori e si passerà dagli attuali 4 a 5 codici di priorità. Codice 1 emergenza rosso, codice 2 urgenza indifferibile arancione, codice 3 urgenza differibile azzurro, codice 4 urgenza minore colore verde, codice 5 non urgenza bianco. E adesso torniamo al servizio di apertura, la visita a Militello in Val di Catania del presidente Mattarella. Un paese in festa, messaggi di benvenuto e il tricolore che sventola dai balconi. Così Militello in Val di Catania ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nella sua visita ha scelto di partire dai giovani e dai bambini come simbolo di speranza e futuro. Dopo la deposizione di una corona d'alloro davanti al Monumento della Resistenza, il Capo dello Stato ha infatti inaugurato il plesso scolastico Pietro Carrera, ristrutturato recentemente. Ad accoglierlo i più piccoli assieme al sindaco Giovanni Burtone. Presenti anche il ministro Musumeci, nato proprio a Militello, il governatore Schifani, il presidente dell'Ars Galvagno e il sindaco della città metropolitana Trantino. Dopo la visita nella scuola, il presidente è stato ricevuto presso il Palazzetto dello Sport per i saluti istituzionali del primo cittadino, che ha acceso i riflettori sui problemi delle comunità delle aree interne, dove è forte la necessità di difendere i servizi, dal diritto allo studio al diritto alla salute. Il diritto alla salute. Abbiamo i nostri ospedali, Presidente del territorio. La sanità non la si può fare soltanto nelle città metropolitane. Un discorso fuori programma del Presidente ha poi infiammato la sala con lunghi applausi. In realtà non era previsto che intervenissi. Non riesco a resistere al desiderio di rivolgere un saluto a tutti. Grande l'emozione dei cittadini che hanno partecipato all'evento e hanno sentito il discorso di Mattarella. Emozionante veramente, vedere il Capo dello Stato in un discorso dal vivo. Per me, che non l'avevo mai visto, è molto emozionante. È un onore perché è la nostra storia. Io poi sono militellese doc, anche se vivo a Catania, quindi è stato un po' un ritorno alle cose belle che per certi versi abbiamo veramente perso. Una giornata storica per Militello che resterà nei cuori di tutti. Imprenditori non solo vittime, ma complici degli estorsori. A Catania, come a Palermo, in pochissimi denunciano. Adelaide Barbagallo. A Palermo, nella città di Libero Grassi, il commerciante che per primo si oppose in maniera eclatante al pizzo, pagando con la sua vita, a distanza di 34 anni da quel 10 gennaio che si vuol far diventare giornata internazionale contro il racket, quelli che denunciano sono poco più dell'1%. Non va meglio a Catania, dove i taglieggiati spesso negano di aver pagato, anche quando gli inquirenti riescono a dimostrare il contrario. Su 10 vittime, in media, solo una collabora. Ad Adrano, nell'inchiesta che ha azzerato il clan Scalisi, è emerso persino un atteggiamento di sudditanza delle vittime. Alcune nel periodo di Natale regalavano il panettone agli estorsori. Il presidente di Confcommercio Catania spiega così le poche denunce. Non ritengo che in questo momento ci sia una situazione di reale paura, c'è piuttosto una situazione di sfiducia, cioè si ha la sensazione che la giustizia, più ancora che le forze dell'ordine, in alcuni casi sia un po' lenta. Ecco, questo non favorisce la collaborazione.
Rileggendo le carte delle recenti inchieste emerge una mentalità difficile da debellare. Nel quartiere Brancaccio un negoziante, riferendosi al pizzo pagato, diceva: ho fatto il mio dovere. Uno stigliolaro regala la porchetta definendo il mafioso una persona troppo educata. E così brillano come diamanti alcune denunce, come quella degli operai di un cantiere edile di Palermo che hanno denunciato l'estorsore del loro datore di lavoro. Lo facciamo, dissero, per dare un segnale alle nuove generazioni e anche per il nostro titolare. Deve pagare ciò che è giusto, i fornitori, gli operai, non di certo i mafiosi. 9 persone in carcere per il sequestro di un giovane a Scicli, sullo sfondo un debito di droga. Veronica Barbarino. Si chiude il cerchio attorno alla vicenda della sparatoria tra due bande rivali a Scicli e del sequestro di un 19enne, trasferito poi a Siracusa a scopo di estorsione, avvenuta lo scorso 20 giugno. Ai primi 2 arresti immediati, all'irruzione nel covo e la liberazione dell'ostaggio da parte del gruppo di intervento speciale dei carabinieri, si sommano oggi 9 arresti, di cui 4 minorenni. Sono tutti responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione e di detenzione e porto di armi da fuoco aggravati in concorso. Il motivo dello scontro sarebbe stato legato al mancato pagamento di una partita di droga. Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri di Modica, il sequestro ha avuto inizio a Scicli, dove il gruppo avrebbe prelevato con la forza il 19enne. Gli indagati avrebbero poi trasferito la vittima a Siracusa, avanzando richieste estorsive. La gravità del reato e la pericolosità degli autori hanno reso necessario l'intervento di un'unità del GIS dei carabinieri, che ha portato al blitz di liberazione dell'ostaggio. Le indagini sono state coordinate dalla Procura distrettuale antimafia e dalla Procura per i minorenni di Catania, coinvolgendo i reparti investigativi dei comandi provinciali di Ragusa e Siracusa e l'impiego di 3 unità cinofile. Vista la gravità dei reati, per tutti gli indagati è stato sottoposto il carcere. Festa grande a Palermo, vinto il 3° premio della Lotteria Italia, un premio da 2 milioni di euro con un tagliando in un bar del capoluogo. Marco Gullà. In questo bar, che nasce tra i quartieri Brancaccio e Sperone di Palermo, qualcuno da oggi può dire di poter cambiare vita. Sono stati infatti vinti 2 milioni di euro con il 3° premio della Lotteria Italia, una vincita storica. Palermo viene baciata dalla Dea Bendata e nel bar Pasticceria Porretto. E ovviamente festa grande. Felicissima, orgogliosa, finalmente una bella vincita e che possa essere un cliente bisognoso. Sarà questa bella vincita. Sicuramente. Ne passano tanti, ne ho venduti tanti e ne ho persi di venderne tanti. E nel quartiere è già caccia al fortunato vincitore, in tanti dicono è sicuramente della zona, visto che il bar ha una clientela prevalentemente locale. È lei il fortunato vincitore? Assolutamente no. Lei lo ha comprato, signore? Io l'ho comprato il biglietto, però non ho vinto io. E quando ha saputo che la vincita era stata fatta qui, in questo bar, che ha pensato? Mi sono arrabbiato un poco. Sì? Sì, mi sono arrabbiato un poco. Perché io sono cliente di qua e il biglietto l'ha comprato qua? Sì, certo. Io vengo ogni giorno, pranzo e cena, mattina, sera, però non ho comprato il biglietto, mi dispiace. Però spero che sia una persona che abbia di bisogno, d'altronde qui veniamo persone normali, comuni. Ed eccola qui, la matrice vincente, una vincita storica per questo bar. Cosa chiedere al vincitore? Nulla, ma che si fa vivo? Anche mettere una busta sotto la porta. No, cosa augurargli? Niente, tutto il bene. Siamo felici noi che abbiamo fatto questa ultima pubblicità alla nostra pasticceria e augurargli il meglio soltanto al vincitore. Tanti auguri e in bocca al lupo per tutto. Fate vivo però. Auguri al vincitore. Auguri alla pasticceria. Atteso per fine mese il via libera del TAR alla procreazione assistita gratuita in tutta Italia. Desiree Ferlito. Attesa per il 28 gennaio la decisione del TAR sull'aggiornamento della lista di prestazioni sanitarie gratuite. Tra queste la fecondazione assistita, che diventerebbe quindi accessibile a tutti. Assicurare una prestazione sanitaria fondamentale ai cittadini che soffrono di infertilità e che fino ad ora hanno dovuto sostenere costi di tasca propria in centri privati con tariffe dai 5.000 euro in su rappresenterebbe un cambiamento epocale.
La regione è già sommersa dalle richieste e fronteggiarle con solo 3 strutture pubbliche attualmente operative in ambito di fecondazione assistita sarà un arduo compito. Sono 80.000 le coppie che l'affrontano in Italia, oltre 100.000 i cicli di trattamento, 16.718 i bambini nati grazie alla procreazione assistita. I LEA furono stabiliti l'ultima volta negli anni 90, quindi questo aggiornamento era atteso da anni. Il TAR dovrà esprimersi sul ricorso rappresentato da centinaia di strutture private accreditate e dalle principali associazioni che rappresentano gli operatori sanitari privati, secondo cui i rimborsi previsti dal Ministero sono insufficienti a coprire le spese che loro sosterrebbero per fornire i servizi inclusi nei nuovi LEA. Si attende l'udienza in cui valutare il ricorso e nel frattempo ha sospeso l'entrata in vigore dei nuovi LEA. Almeno fino a quella decisione, quindi queste prestazioni mediche continueranno a essere a pagamento. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo perché fra l'altro è arrivata la cassa integrazione per i lavoratori Almaviva. Tra poco. Ammortizzatori sociali fino al 31 luglio per tutti i 491 lavoratori di Almaviva e avvio del progetto della Regione Siciliana che coinvolge 130 di loro in un percorso di assunzione nelle 2 centrali operative di Palermo e Catania per il servizio 116-117 della sanità pubblica. Sono 2 dei punti dell'accordo firmato oggi a Roma dall'azienda e dai sindacati dopo l'intesa raggiunta venerdì scorso con i Ministeri del Lavoro e delle Imprese. Domani si fermano causa sciopero i collegamenti sullo Stretto di Messina. Francesco Triolo. Si preannunciano disagi per i collegamenti con le isole minori nella giornata di domani. Il sindacato UGL Mare e Porti ha proclamato 24 ore di sciopero dei lavoratori Caronte e Tourist Isole Minori da domani mattina alle 8 sino a giovedì, contro la decisione aziendale di modificare l'organizzazione del lavoro che secondo il sindacato comprometterebbe l'occupazione, cambierebbe la vita dei lavoratori e ridurrebbe gli standard qualitativi e di sicurezza oggi raggiunti dall'azienda. Da tempo è attivo un tavolo di raffreddamento anche con gli altri sindacati sulla vertenza che sta interessando Caronte e Tourist Isole Minori ormai dallo scorso novembre, soprattutto dopo che la società ha deciso di congelare alcuni accordi recentemente sottoscritti. In previsione dello sciopero, la compagnia di navigazione ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare da e per le isole minori. Saranno in servizio 3 navi per le olie, una nave per le Egadi, una nave per le Pelagie, una per Pantelleria ed una nave per Ustica. L'Epifania tutte le feste porta via, ma attenzione al calendario, il 2025 è l'anno dei ponti festivi. Francesco Aloi. L'Epifania a tutte le feste porta via, si sa, ma anche se si torna al lavoro o a scuola, c'è chi pensa già ai prossimi ponti. E sì, il 2025 possiamo definirlo proprio l'anno dei ponti. Serviranno soltanto 6 giorni di ferie per ottenerne 32 di vacanza. È una cosa bellissima, insomma, poter approfittare del tempo libero con tutti questi ponti. Una buona, convergenza. Cosa pensa di fare? Ma di sicuro passare più tempo con la mia famiglia. Almeno ci ho più occasioni per riposarsi. Sarà aprile il mese che regalerà la pausa più lunga. Tra Pasqua e la festa della Liberazione, prendendo 3 giorni di ferie, si resterà a casa, o forse è meglio dire in vacanza, per ben 10 giorni. È l'occasione per fare una vacanza con la mia compagna e di vedere dei posti sicuramente interessanti. No, io non faccio spesso molte vacanze, però mi piace, sono un tipo a cui piace studiare con calma e quindi avendo più ponti posso studiare con più calma. Ponti allungati quindi, come quelli del 1 maggio, del 2 giugno o dell'Immacolata. Per le prossime festività natalizie basterà prendere 2 giorni di ferie, 24 e 27 dicembre, per 5 giorni di relax. E quindi benvenuto anno dei ponti e forse anche del ponte, quello che però non troveremo sul calendario, ma sullo Stretto di Messina. Fortuna! Tanti anni come il 2025 a seguire, speriamo. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per andare a conoscere il neo direttore sportivo del Palermo.
Passiamo al calcio, presentato questa mattina il neo direttore sportivo rosanero Carlo Osti. Per me Palermo, ha detto, rappresenta una grande opportunità. Intanto domenica al Barbera arriva il Modena. Marco Gullà. La direzione sportiva è andata in difficoltà, ecco perché abbiamo preferito cambiare. Parole dell'amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini, che questa mattina ha presentato al Barbera il neo direttore sportivo rosanero Carlo Osti, che succede a Morgan De Santis. Il club siciliano volta pagina e adesso spera nella mano di Osti per dare una nuova identità alla squadra. Entro in punta di piedi, come nel mio carattere, ma consapevole che si possano raggiungere i risultati di cui ha parlato Giovanni e che sono i risultati che tutti vogliamo, perché sono risultati sono obiettivi ambiziosi di una proprietà ambiziosa. Spero di poter cambiare le cose fin da oggi. Lo so che i risultati sono stati questi, secondo me potrebbero cambiare rapidamente, perché credo in questa squadra, cercherò di capire quello che è successo, ma sono convinto che la squadra possa cambiare, il senso del campionato fin da subito. Mercato, tutto gira intorno a Brunori. L'attaccante potrebbe restare almeno fino a fine stagione. Il Palermo infatti, se cederà il centravanti, lo farà solo a titolo definitivo e non in prestito, e in questo mercato appare complesso pensare ad una cessione. Rosanero alla ricerca di un portiere, sfuma Vasquez dell'Empoli. Intanto la squadra lavora per la partita di domenica al Barbera contro il Modena. In porta, visto l'infortunio rimediato da Deplanche, ci sarà Salvatore Sirigu. E calciomercato in pieno fermento, tante le operazioni che dovrà fare il Catania, ma non solo. Francesco Triolo. Il calciomercato è pronto a decollare per il Catania, ma non solo. I rossazzurri sono una delle società che dovrebbero operare in maniera più massiccia. In uscita ci sono almeno 8 giocatori, un numero elevato anche per via dei tanti fuorilista che il club etneo ha in questo momento. Almeno 5 potrebbero partire subito, così anche da liberare parte del monte ingaggi da utilizzare per i nuovi. Le trattative più avviate sono quelle per Zanellato e Chiricò, sul quale c'è una società del centro Italia e potrebbe essere inserita una contropartita tecnica nell'operazione. Su Zanellato invece ci sarebbe un club lombardo, sempre di Serie C. Sondaggio della Regina invece per Rapisarda e della Triestina per Silvestri. Potrebbero viaggiare in coppia, direzione Sud Tirol. Invece Luperini e Adamonis. Capitolo entrate, il nodo portiere è quello più urgente. Nonostante l'arrivo di Farroni, si lavora su 2 nomi. Il primo è quello di Andrea Dini, classe 96, ex Trapani e Crotone, ora il Catanzaro. Il secondo, di prospettiva, Gianluca Saro, classe 2000, di proprietà della Cremonese. Torna a sentirsi inoltre il nome di Marco Garetto, 23 anni, del Rimini, mezzala da 5 gol sinora in campionato, che già la scorsa estate era finito nel mirino del DS Faggiano. In attacco invece c'è una vecchia conoscenza del tecnico Mimmo Toscano, ovvero Steven Spendi, 21enne, di proprietà adesso dell'Empoli, ma in prestito alla Carrarese, dove ha realizzato 2 reti. Potrebbe giocare da seconda punta in coppia con Inglese. Il mercato potrebbe rivoluzionare anche il Messina. Diversi giocatori hanno chiesto di andare via. Dopo Manetto al Picerno, in uscita anche Rizzo. Petrungaro potrebbe finire al Potenza, Lia al Cerignola, Ortisi all'Altamura, Anatriello al Trapani. Movimenti che saranno ufficializzati dopo la firma del direttore sportivo Domenico Roma. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.